Una simpatica invasione di animali d'affezione vede protagonista a Via dei Mille a Jesolo per l'evento Mille Cuori a Quattro Zampe, organizzato dal Comitato dei Mille Eventi in sinergia con l'amministrazione comunale. L'evento, in programma oggi, venerdì 26 maggio e domani, vede la partecipazione e gli interventi di esperti veterinari, unità cinofile, guardie zoologiche, istituzioni e associazioni di soccorso. Siamo riusciti a coinvolgere le associazioni, le forze dell'ordine e soprattutto fare un progetto nelle scuole dove sensibilizzavamo i bambini appunto all'approccio con gli animali domestici. E da questo poi appunto abbiamo ideato questa manifestazione che è, diciamo, il culmine di tutte queste attività. La prima giornata in particolare vedrà anche la partecipazione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Enrico Toti di Musile e quelli della Scuola D'Annunzio di Jesolo, che assisteranno a varie esibizioni delle unità cinofile. 1 o 2 giorni che ha il primo significato, è quello più genuino, ovvero di ricordare l'inscindibile rapporto ormai diventato sempre più stringente fra uomo e animali. Ormai sono parte integrante delle nostre famiglie e questo è dimostrato anche dal fatto che Jesolo come destinazione turistica ha anche strutturato un'offerta ricettiva sulla spiaggia legata appunto al mondo pet, ma è anche l'occasione per sensibilizzare ulteriormente sui temi della legalità, della sicurezza, e ormai sempre più i cani sono impiegati in questi temi, sia come nel comune di Jesolo con 2 unità cinofili nella ricerca di sostanze stupefacenti, ma anche sul tema degli ordigni, e ancora di più avremo una dimostrazione di come i cani possono aiutarci anche nel salvamento delle persone a mare, quindi davvero 2 giorni all'insegna degli animali per i diritti e i doveri appunto dei nostri amici a quattro zampe. Come ci si accorge quando qualcosa non va con il proprio animale? Allora, quando qualcosa non va, i sintomi possono essere più generici e disparati, per esempio dal vomito alla diarrea, anche a un prurito grave, a un'emorragia. Quali sono gli errori più comuni che fa il proprietario di un cane? Una scorretta alimentazione, soprattutto nel cucciolo, durante l'estate per esempio portare il cane fuori durante le giornate di sole, quindi durante il pomeriggio, il mezzogiorno, l'una. L'evento mira anche a far riflettere le persone sul rapporto uomo-animale e ospita una raccolta fondi in sostegno delle varie associazioni che si occupano della difesa degli animali e dell'accoglienza di quelli abbandonati. Ci sarà durante l'evento una raccolta fondi proprio per tutte le varie associazioni che durerà anche tutta l'estate, perché verranno posizionate dei salvadanai in tutte le attività che vorranno aderire.